Dopo la ex Zanusso di Oderzo, il nuovo centro di accoglienza ai migranti, l'ipotetico terzo nella Marca, toccherebbe alla ex caserma Gotti di Vittorio Veneto. E quanto sarebbe emerso sabato pomeriggio nel corso dell'incontro tra il prefetto e Laura Lega con il primo cittadino reggente di Oderzo e i capigruppo di maggioranza. Nel frattempo da Vittorio Veneto il sindaco Roberto Tonon, da noi più volte cercato per avere conferma sulla questione, è risultato purtroppo sempre irraggiungibile perché è impegnato, ci ha detto la segretaria, in una evidentemente lunghissima riunione. Intanto, come era prevedibile, cominciano a scaldarsi gli animi per la marcia No Hub di Oderzo. È prevista per sabato alle 14 da Piazza Grande. Adesioni, anche se non formalmente richieste, giungono pure dal Carroccio provinciale che si unisce al netto diniego dell'amministrazione di centrosinistra Pitergina, sebbene con la solita polemica. Sono i miracoli delle elezioni, il PD non si è mai schierato, non ha mai fatto manifestazioni contro l'immigrazione, adesso perché vanno al voto la fanno. Noi siamo fermi su questo e ne faremo anche di nostre. Carroccio che lancia pure una sfida al comune di Vittorio Veneto, altra amministrazione comunale di centrosinistra e prossima all'accoglimento di imperio di un nuovo hub. Sarebbe bello vedere se anche il sindaco Tonon farà un'opposizione ferma all'arrivo di nuovi clandestini, fino ad ora non mi sembra l'abbia fatto.